Sarà ancora italiano il comando della forza multinazionale della NATO in Kosovo, a giorni l'avvicendamento al vertice, decisivo il ruolo dei militari per garantire la sicurezza. In Austria non mancano le voci contrarie alla decisione del governo di uscire dal patto ONU per le migrazioni, poiché ritenuto lesivo della sovranità nazionale. La Lituania teme interferenze straniere per le presidenziali del prossimo anno. Tra i possibili candidati anche il ministro degli esteri che appoggia le sanzioni contro la Russia. 100 anni fa la Polonia riconquistava l'indipendenza, polemiche per le proteste anti-europee alla grande parata militare organizzata per celebrare l'anniversario. Da quando è First Lady, il paese natale di Melania Trump è diventato una meta turistica. Sul fenomeno a Seunica, in Slovenia, un regista triestino ha girato un documentario. Da 55.000 a 4.000. A 20 anni dalla fine della guerra, il numero di militari della KFOR in Kosovo è notevolmente diminuito, ma la forza multinazionale della NATO ha ancora il compito di garantire la sicurezza nel paese. Il comando annuale della KFOR è dal 2013 affidato ininterrottamente all'Italia, che dà il maggior contributo per numero di militari dopo gli Stati Uniti. A luglio erano 542 gli italiani, 655 gli americani. Il mandato del comandante uscente, il generale di divisione Salvatore Cuoci, scadrà il 27 novembre. Al suo posto ci sarà un altro connazionale, Lorenzo D'Addario. La situazione in Kosovo è molto migliorata, sostiene Cuoci, ma restano diverse criticità. Il Kosovo fa parte di una regione che da sempre è stata turbolenta. È chiaro che il Kosovo evidentemente sta lottando per la definizione della propria indipendenza e quindi per la costituzione di quella che è una piena sovranità e un pieno riconoscimento anche da parte delle organizzazioni internazionali del paese, e al tempo stesso combatte ancora con quelle che sono le problematiche di uno Stato che deve essere pienamente riconosciuto. Fra questi ricordiamo la visa liberalization, dove chiaramente c'è la volontà della popolazione kosovara, il 70% della quale è al di sotto dei 30 anni, di potersi muovere liberamente in Europa. A questi si aggiungono problemi interni comuni a tanti altri paesi, criminalità, corruzione e instabilità politica, e poi le difficoltà economiche causa di un altro fenomeno preoccupante. Difficoltà economiche sono ingenti e che danno luogo a fenomeni quali quello dei foreign fighters, dove il numero dei foreign fighters rispetto al numero della popolazione è estremamente elevato rispetto ad altri paesi. Evitare l'insorgere di nuove tensioni tra la maggioranza albanese e la minoranza serba è lo scopo principale della forza NATO, il cui ruolo è oggi prevalentemente di prevenzione. Le unità non cinetiche sono il punto di forza della KFOR moderna e sono praticamente le unità che consentono di avere un dialogo costante con la popolazione, con i cittadini kosovari, e quindi interagire con loro, con le autorità politiche e con le istituzioni del Kosovo, al fine di avere poi una situazione aggiornata della situazione e di poter predire i fenomeni che possono causare tensione o essere di disturbo a quello che noi chiamiamo il safe and secure environment, che KFOR deve mantenere costantemente pacifico. All'Italia sono affidate anche 2 unità della KFOR. La prima è quella che ha base a Peja in albanese o Peć in serbo, un comando guidato dal colonnello Ruggero Cucchini. Si chiama Villaggio Italia, ma all'interno operano anche austriaci, moldavi e sloveni. Abbiamo una presenza continua che è 7 giorni su 7, 24 ore su 24, per prevenire qualsiasi focolaio interetnico. C'è comunque una situazione che è stabile e viene continuamente vigilata dai nostri militari. Il colonnello Ruggero Capodivento guida invece la MSU, composta interamente da carabinieri, che tra le altre cose controlla un altro luogo simbolo del conflitto nel nord del paese. Il ponte di Austerlitz, che attraversa il fiume Ibar e collega le 2 municipalità di Mitrovica, quella maggioranza serba e l'altra maggioranza albanese. La situazione al momento è calma, fragile ma calma, nel senso che comunque bisogna sempre avere massima attenzione per tutto quello che avviene sia nella parte nord che nella parte sud della città.
La polizia austriaca presidia il valico del Brennero, ma al più importante collegamento tra l'Italia e il centro Europa, i controlli contro l'immigrazione clandestina sono blandi. Si passa senza alcuna attesa. Più degli austriaci controllano i tedeschi. A Walserberg, lungo l'autostrada che da Vienna porta a Monaco, agenti della Polizia federale e della Polizia bavarese fermano le auto sospette, verificano i documenti ed eventualmente perquisiscono auto e camion. È in questa situazione che la cancelleria austriaca decide che non ratificherà il patto globale sulle migrazioni elaborato dalle Nazioni Unite. La firma è prevista a Marrakech il prossimo 10 dicembre. Per chi le migrazioni le osserva e le studia da un punto di vista scientifico, un brutto segnale. È un bruttissimo segnale perché rende evidente che l'Austria si defila, si isola da un processo internazionale e allo stesso tempo nega che le migrazioni siano una questione internazionale. Per questo abbiamo scritto un documento condiviso da tutti gli studiosi che si occupano di migrazioni per dire che siamo scandalizzati. Vienna ha un'alta percentuale di abitanti stranieri e questo da molti anni. Il patto delle Nazioni Unite si propone di arginare l'immigrazione illegale e di stabilire standard di trattamento comuni tra gli Stati. Negando la firma sotto quel documento, il cancelliere Sebastian Kurz tocca un tasto che sa molto apprezzato dagli austriaci, la sovranità nazionale. Dal nostro punto di vista ci sono alcuni punti in questo patto che consideriamo positivi, ce ne sono però degli altri che critichiamo perché secondo noi sono un pericolo per la nostra sovranità nazionale. Al sovranismo si richiamano oltre a quello austriaco anche altri governi europei, ad iniziare da quelli dei paesi del gruppo di Visegrad, ma il sovranismo in un mondo globalizzato è un'illusione. Il governo austriaco illude le persone facendo credere che le migrazioni siano un fatto locale affrontabile sul piano nazionale, mentre le migrazioni sono di per sé quel che si dice un fenomeno globale. A parte il mondo accademico, anche il presidente austriaco Alexander Van der Bellen chiede una correzione di rotta, ma il cancelliere Sebastian Kurz e il suo vice Heinz Christian Strache non faranno passi indietro. Siamo così di fronte a una rottura della lunga tradizione diplomatica della neutralità austriaca. L'Austria ha fatto non solo da mediatrice nei conflitti internazionali, ma ha contribuito nei momenti migliori a definire l'agenda, a mettere a fuoco la dimensione mondiale dei problemi. Tradizione smentita dall'attuale governo austriaco. Il tutto mentre né alle frontiere con l'Italia né a quelle con la Slovenia e l'Ungheria si registrano significativi arrivi di migranti in Austria. Mentre celebra i 100 anni della sua prima indipendenza, quella della Germania con una breve esperienza del Regno di Lituania, la piccola Repubblica Baltica sta ancora facendo i conti con il suo passato recente e con un'altra indipendenza, quella dall'Unione Sovietica, conquistata nel 1991, e che si è lasciata dietro dei pezzi come una comunità russa poco più di 130.000 persone concentrata soprattutto nella capitale Vilnius e nella cittadina nord-orientale di Visaginas. Qui i russi sono la metà della popolazione. 27 anni dopo aver dato l'avvio al crollo dell'URSS, oggi la Lituania è uno dei paesi dell'Unione Europea più critici nei confronti del Cremlino. Per il suo ministro degli esteri, Linas Linkevičius, le ragioni sono storiche. La nostra storia parla attraverso l'esperienza di coabitazione con il nostro grande vicino. Io reagisco sempre quando mi accusano di russofobia, perché non è così. Come molti lituani parlo russo, amo la cultura russa, ho molti amici russi, ma non approvo la politica russa. I lituani della mia generazione conoscono la Russia non dai libri, ma per esperienza di vita. Questa forse è la più grande differenza fra i baltici e gli altri paesi europei.
Forse per questo noi siamo più realisti, meno ingenui, per dire. Una posizione è quella del governo lituano che si traduce in una forte difesa delle sanzioni economiche contro Mosca. Non auguro all'Italia di sperimentare qualcosa di simile, ovviamente. Non tutti i paesi sono contenti delle sanzioni e neanche noi dovremmo andarne fieri. Le sanzioni sono l'ultima risorsa, ma anche l'unico strumento che abbiamo. Revocarle significherebbe darsi alla ritirata ed è un grande errore. Questo è il mio messaggio all'Italia. Essere uniti, coerenti, abbiamo varato le sanzioni in risposta all'annessione della Crimea e alla guerra in Ucraina. Se le ritiriamo, diamo semaforo verde perché accada di nuovo altrove. E quando dice altrove, il ministro Linkevičius non esclude la Lituania. Simulazioni condotte dalla NATO hanno rivelato una realtà che, vista da qui, è tutt'altro che rassicurante. Basterebbero meno di 72 ore alle forze armate russe per prendere tutti e 3 i paesi baltici, senza che l'Alleanza Atlantica riesca a far niente. Per questo la Lituania ha di recente aumentato la spesa militare al fatidico 2%. Il 2% del PIL è una somma che era stata accordata dagli alleati molto tempo fa, ma non era mai stata attuata, con poche eccezioni, tra cui gli Stati Uniti, che pagano la somma più grande. E il presidente americano non è molto felice che l'Europa non partecipi abbastanza, lo capisco, dovremmo riequilibrare la cosa. Per questo abbiamo aumentato la nostra spesa per la difesa, perché era davvero troppo poco quello che facevamo prima. Anche altri paesi lo stanno facendo ed è qualcosa che penso dovremmo valutare molto seriamente. Ma non c'è solo la paura per l'invasione. Nel 2019 in Lituania si voterà per le presidenziali e il governo teme ingerenze e attacchi informatici. Dobbiamo sapere che può succedere, come è successo in altri paesi, e per questo dobbiamo essere pronti. È sicuramente meglio sapere cosa aspettarsi che affrontare qualcosa di inatteso, quindi vedremo cosa succederà. Ogni paese ha le sue peculiarità, ma sono convinto che ora noi siamo più preparati. Il mondo del teatro piange Eimuntas Nekrošius, il grande regista lituano. È morto a Vilnius all'età di 65 anni mentre stava preparando l'Edipo a Colono per il Festival di Napoli del prossimo giugno. Nekrošius, un mito delle scene europee, era legatissimo al nostro paese. Memorabili le sue letture dei classici greci, di Shakespeare e di Chekhov, ma anche gli spettacoli fantasmagorici ispirati all'Inferno di Dante e al libro di Giobbe, antologiche le regie liriche. Polonia rediviva. La Polonia un secolo fa, l'11 novembre del 1918, con il crollo degli imperi russo, asburgico e tedesco, riconquistava l'agoniata indipendenza. A Varsavia, però, l'anniversario è stato celebrato con una tempesta di polemiche. Nella capitale polacca si è svolta una grande manifestazione dominata dalle bandiere della destra estrema. Il municipio di Varsavia ha tentato invano di proibire la marcia delle destre, mentre il governo conservatore euroscettico ha provato a monopolizzare la piazza mettendo i vertici del Partito del Diritto e della Giustizia alla testa del corteo. Un tentativo naufragato, con il risultato che il protocollo ufficiale e la parata militare si sono mischiate a estremisti che scandivano slogan anti-europei e antisemiti. Gli attori in campo, il leader del PiS Kaczynski e il presidente del Consiglio europeo Tusk, si contendono l'eredità del padre della patria, il maresciallo Józef Piłsudski. Rivoluzionario, in origine di sentimenti socialisti, vedeva nella Russia dello zar il principale ostacolo all'indipendenza polacca e per questo durante la Grande Guerra organizzò unità di volontari polacchi che combatterono a fianco degli imperi centrali. L'11 novembre del 1918, appena liberato da un carcere prussiano, proclamò l'indipendenza. È stato l'uomo che nella storia della Polonia ha avuto un ruolo determinante nella creazione della Polonia post Prima Guerra Mondiale. Non decisivo, erano in due in quel periodo i personaggi più importanti. Lui, Piłsudski, e Roman Dmowski, un democratico nazionale la cui figura spesso è sottovalutata. Ma perché a Varsavia tutti si dichiarano eredi di Piłsudski e nessuno di Dmowski? Perché erano due provenienze politiche differenti. Dmowski era più propenso a una Polonia libera, indipendente, ma con un rapporto particolare con la Russia dello zar, all'interno di una sovranità legata però con la corona,
comunque una Polonia indipendente. Piłsudski invece è molto più radicale, lui è ferocemente antirusso, si schiera dalla parte dei tedeschi dell'Austria-Ungheria durante la Prima Guerra Mondiale, perché si rende conto che effettivamente è dalla Russia che la Polonia deve temere di più. Piłsudski propugnò l'idea di una grande Polonia estesa anche alle attuali Lituania e Ucraina. I polacchi nel 1920 invasero l'Ucraina e la Bielorussia, da dove poi vennero ricacciati dalla cavalleria bolscevica. La controffensiva sovietica fu fermata alle porte di Varsavia. Per questo i polacchi celebrano Piłsudski anche come il salvatore dell'Europa. Ma oggi, a un secolo da quegli avvenimenti, cos'è la Polonia? La Polonia è una media potenza che ha risolto il problema principale della sua politica estera. Sin dalla fine della Polonia come Stato sovrano, fine del Settecento, si registra l'evidenza di un fatto. Cioè, la Polonia si trova al centro di due correnti di espansione differenti, destinate a scontrarsi sul territorio polacco. Quella russa che va verso occidente e quella tedesca che va verso oriente. Il problema tedesco è stato risolto perché con la Germania riunificata adesso la Polonia è alleata e fa parte dell'Unione di Visegrad, il gruppo di Visegrad, 4 stati da quando la Cecoslovacchia si è divisa, che tentano di condizionare le scelte dell'Unione Europea. Per il momento può stare tranquilla per quanto riguarda l'eventuale pericolo moscovita. Il governo di Varsavia ha proposto agli Stati Uniti la costruzione di una grande base militare nell'est della Polonia, un modo per accrescere il peso del paese nella NATO. I was born in Slovenia, a small, beautiful and then communist country in Central Europe. Partita dalle colline della Stiria slovena, attraversata dal fiume Sava, prima con destinazione Milano e poi New York, l'allora giovane modella Melania Knaus è oggi tra i migliori testimonial del suo paese natale, la Slovenia. Ambasciatrice anche inconsapevole della piccola nazione, come un anno fa, quando in Vaticano, durante la visita ufficiale, Papa Francesco le ha confessato la sua passione per il dolce tradizionale sloveno, la potizza. Vedete com'è potizza? But what do you give them to eat? La moglie del presidente degli Stati Uniti è riuscita infatti in un colpo solo a dare una collocazione geografica al piccolo stato di 2 milioni di abitanti e nel contempo a lanciare turisticamente un comune di appena 5.000 anime, Seunica. Negli ultimi 2 anni questo luogo, che vive soprattutto di piccola industria tessile, si è scoperto anche meta turistica. Dalla sera alla mattina ha riaperto l'unico albergo e rilanciato l'interesse per il castello che sovrasta la città. Il numero dei turisti, come ci spiega il sindaco Srečko Ocvirk, è raddoppiato. Fino a qualche tempo fa i visitatori provenivano per lo più dalla zona di Lubiana o di Zagabria. Oggi invece gli ospiti arrivano dagli Stati Uniti, da tutta Europa, da molte altre parti del mondo. Seunica, a chi proviene da oltreoceano, viene offerta nello stesso pacchetto con Vienna o Venezia. È chiaro che la signora Melania Trump ci ha offerto una grande opportunità. La presenza di qualche centinaio di emittenti televisive internazionali è una pubblicità incredibile. Per la verità all'inizio cercavano lo scoop, lo scandalo, il gossip. Col tempo invece è prevalsa l'informazione di qualità. A osservare questo repentino cambiamento un regista, Yuri Gruden, che poche settimane dopo l'elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti ha raggiunto Seunica con la sua telecamera per documentare il momento storico, il momento nel quale un piccolo paese si ritrova al centro dell'attenzione mondiale. Un'idea questa del film sul paese di Melania partita come? Una produttrice dei Balcani mi ha detto: tu perché non sei a Seunica a fare cosa? A riprendere il paese di Melania dove è nata, le sue radici, i suoi amici, compagni di scuola. Insomma, è una persona molto enigmatica e sicuramente un film così, insomma, si venderebbe bene.
Melania e Trump. Di sicuro si vendono bene i tour organizzati e poi i prodotti della linea First Lady. Il marchio comprende solo prodotti locali, c'è il vino, ci sono il salame, il cioccolato, il tè, le creme, a comprarli soprattutto gli stranieri. Tra i souvenir le ciabattine, dedicate all'illustre concittadina, le confeziona un calzaturificio sloveno che ha la sede proprio a Seunica. E poi la torta, il cioccolato bianco, il colore preferito da Melania. L'azienda turistica infine offre un tour attraverso i suoi luoghi. C'è la scuola elementare, l'ambulatorio medico al quale la signora Melania qualche anno fa aveva donato una somma importante e poi il condominio dove viveva con la famiglia. Infine la stazione ferroviaria di Seunica. È da qui che Melania Knaus partì fino a conquistare la Casa Bianca. Noi siamo convinti che una delle finestre sul mondo qui sia stata aperta proprio da lei, perché grazie a lei se Seunica oggi è diventata una meta turistica.